Con quali materiali ha realizzato il suo presepe? Con conchiglie, le varie conchiglie che porta al mare o che pure compriamo anche col mollusco dentro per mangiare. Come le ha messe insieme? E beh, metterle insieme è tutta una questione di fantasia, diciamo che fantasia. Che soggetto ha voluto recuperare? Ma il soggetto riguarda sempre il mare, perché essendo conchiglie, essendo un materiale morto, a me dà l'idea di farlo rivivere, in poche parole. E allora creo questi presepi, insomma. Ci è voluto tanto tempo? Ah beh, questo basta che lei guardi il lavoro, lo può immaginare, no? Come mai questa passione? Ma a me mi piace lavorare con tutto ciò che dà il mare, che il mare offre, dai sassi che li dipingo animali su pietra, oppure fare delle creazioni, giusto, con questo materiale che io lo chiamo morto, che però poi quando io ho creato, per me è come se rivivesse. Partecipa da tanto tempo? Ma sono venuta una prima volta parecchi anni fa, però non è che io tutti gli anni venga, anche perché non è che tutti gli anni io possa fare dei presepi, sono una nonna, ho altre cose da fare, e perciò però nei ritagli di tempo, alla sera soprattutto, io faccio queste cose. E arriva da Genova, come conosce il concorso dei mini presepi di Chiavari? Ma lo conosco perché me ne avevano parlato tanti anni fa, ero venuta a vederli. Mi piaceva e mi piace tuttora, però come le dico non è che io partecipo tutti gli anni, assolutamente. Quanto impegno le è costato realizzare un presepe così curato nei particolari e anche così bello? Il presepe è un divertimento, il tempo non si conta. Le sere quando sei dalla televisione o non sai cosa fare, piano piano ti metti, fai il tuo progetto pezzo per pezzo e oggi un pezzo, una casetta, domani un altro e vai in fondo. Da quanto tempo partecipa? Da 3 anni. Primo anno l'Oasi, secondo anno ho fatto il mare, quest'anno la campagna, il prossimo anno vedrò. Che materiali ha usato? Polistirene con materiale dell'edilizia con stucco. È contento di questo piazzamento? Sì, direi di sì. Io sono più per i presepi tradizionali. Mi piace il presepe tradizionale, mi piace anche caricare un po' di statuine perché lo vivo, nel senso che ogni statuina ha il suo perché. La famiglia, quello che vende, quando c'è uno che vende deve esserci uno che compra, non può essere adesso, insomma. Quindi ho tutta una serie di pensieri quando faccio un presepe che poi metto in pratica nel presepio stesso. Quindi. A parte che di Rapallo, come mai sei ispirato a Valle Cristi? Perché Valle Cristi è a Rapallo posti, ho il castello che l'ho fatto a casa, magari il prossimo anno lo porto qua, quindi non ci sono tanti. Bisogna andare a cercare un monumento importante, Valle Cristi ha la sua storia, c'è anche Lazzaretto, poi vedremo. A Rapallo, Valle Cristi d'estate fanno tante cose importanti, concerti, quindi è abbastanza vissuto. È contento anche dell'adesione del pubblico che è venuto comunque a dare il voto? Sì, credo di sì. Io sono venuto un paio di volte, ho visto che gente ce n'era tanta, mi fa piacere, ecco. A che cosa ti sei ispirata per la tua natività? Allora, a me piace comunque passeggiare nei boschi ogni tanto e quindi sono capitata a Monticelli di Cogorno, ho trovato una situazione particolare, quindi con delle cave abbandonate, ormai tutto distrutto, nel senso tutti, rovi, boscaglia, e però ho cercato di ricostruire quello che poteva essere 100 anni fa, quindi appunto il lavoro nelle cave e poi sullo scarto appunto del residuo di queste ciappe, perché appunto in dialetto Monticelli si chiama anche ciappa. E su questi appunto scarti hanno costruito, dopo aver abbandonato queste cave, delle fasce su cui hanno piantato noccioleti, uliveti, vigneti a seconda comunque delle esigenze di chi all'epoca era su quei territori. È stato tutto materiale naturale? Tutto materiale naturale, soprattutto come si vede ardesia e niente. Quanto impegno ti è costato? Abbastanza, nel senso. L'ho fatta a più riprese sinceramente perché con i tempi di oggi non si riesce a dedicare tantissimo tempo, però sommando le tempistiche direi un 3 mesi, 2 o 3 ore di lavoro al giorno. C'è anche un po' di passione però per questi scorci e per la natura? Quello sicuramente, ho passione sia per la natura che per i presepi, sono tanti anni che lo faccio e per quest'anno è andata È arrivato questo premio, sei contenta? molto contenta, sì 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 sì.
Che bilancio fare di questa edizione del concorso Presepi Fontana Buona? Ma il bilancio è soprattutto, direi, da vedere sotto l'aspetto della grande collaborazione che c'è stata, perché per poter riavviare questa iniziativa che stava praticamente per essere cancellata abbiamo fatto ricorso a 4 diverse associazioni coordinate da Lascito Cuneo che lavorando insieme sono riusciti a realizzarla, a riportarla in vita, a dare, diciamo, la possibilità di una grande partecipazione. I risultati sono positivi in quanto i presepi erano 24 più 2 messaggeri, San Pier di Canne e Viganego, uno verso Chiavari e l'altro verso Genova. I visitatori sono stati tantissimi, direi che proprio possiamo essere noi organizzatori soddisfatti. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno realizzato i presepi, i parroci che li hanno condivisi e sostenuti, naturalmente la giuria che ha lavorato bene, non c'è stata nessuna protesta e naturalmente i collaboratori che hanno reso possibile realizzarlo. Ha accompagnato la premiazione del concorso Presepi in Fontana Buona il gruppo Folk Gau. Da chi è composto? Bene, il gruppo Folk Gau è composto da 7 persone, sono per lo più la figura femminile, diciamo che sono vestite in costumi che richiamano gli antichi mestieri del tardo Settecento. Abbiamo un chitarrista, sono tutte canzoni che fanno parte del repertorio popolare ligure. Noi le abbiamo un pochettino catturate, le abbiamo un po' rimusicate con musiche un po' più moderne, un po' più del giorno d'oggi, diciamo. Il nostro intento è appunto quello di portare in giro un po' le tradizioni ligure con la musica e le canzoni rigorosamente in genovese. Ecco, cos'è il gruppo Gau? Bene, Gau vuol dire Giovani Amici Uniti. Fa parte di un'associazione della Val Bisagno, dove c'è anche una pubblica assistenza, dove diciamo si occupa per lo più per le persone anziane, per le persone più bisognose, e il nostro ricavato che riceviamo durante le esibizioni viene portato in questa associazione. Le oblazioni sono poi messe in questo fondo istituzionale della GAU. Ancora una volta tra i primissimi posti nel concorso Presepi Fontana Buona, quali erano le caratteristiche del vostro presepe quest'anno? Lo abbiamo dedicato agli alpini e alla fine della Prima Guerra Mondiale. È stato ricostruito l'ambiente intorno all'Adamello, che fu teatro di guerra dell'epoca. Attraverso le Dolomiti corre il Sentiero della Pace e qui è stato preso in considerazione proprio il tratto che sale al rifugio ai caduti dell'Adamello. Ci sono dei crepacci che inghiottono le armi, i cannoni, le mitraglie per simboleggiare che gli uomini vogliono la pace. E proprio a questo proposito un alpino scavalca il crepaccio con l'intento di lasciarsi la guerra alle spalle. In questo contesto si inserisce anche la figura di Papa Giovanni Paolo II e Papa Wojtyla, che era salito al rifugio per trascorrere alcuni giorni di vacanza. E quando è lì si rende conto di essere al centro di un misterioso evento, perché dalla finestra del rifugio, dalla sua camera al rifugio, dalla finestra vede una croce che lo attira come una calamita. Allora si fa accompagnare da un alpinista fino lassù e per arrivare lassù attraversa i resti di una cittadella in rovina, che era la cittadella che all'epoca avevano costruito gli alpini, una città fortificata, ormai non ci sono appunto poche macerie. Lui attraversa questi ruderi e arriva in cima alla vetta, dove una croce tanto consunta, con il legno talmente consumato che sembrava sughero, attira appunto la sua attenzione e capisce di essere al centro di un misterioso evento, ma non dico di più perché vorrei che il resto lo venissero a scoprire i visitatori. Logicamente in primo piano c'è la Natività, in una baracca degli alpini, al cui interno ci sono gli oggetti appartenuti agli alpini e all'esterno fra la neve emergono dei reperti bellici e personali appartenuti agli alpini.
Poi ci sono anche l'ambiente, quello montano, dei ghiacciai, ci sono anche gli animali montani, stambecchi, camoscio, gracchi, ermellini.
che sei lontano. Buonanotte a te che sei lontano.